Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Operazione Saracena, 18 arresti nel clan Mazzei, operativa in provincia di Catania. I boss avevano cercato di mettere le mani anche sul commercio delle fragole di Maletto. Quindicenne travolta mentre va a scuola a Ragusa e caccia al pirata della strada. Le vittime di violenza come le vittime di mafia, ma la legge che estende benefici resta inapplicata. Barbara Bartolotti, ridateci la dignità del lavoro. La catastrofe del commercio nel 2024, cancellate 61.000 attività in Italia, la Sicilia la seconda regione per chiusure, negozi travolti dalle vendite online e dall'ultra fast fashion, ovvero la moda a prezzi stracciati. Il futuro della sede di Catania della STM, colosso dei semiconduttori. Lavoratori e sindacati continuano a chiedere al governo un tavolo ministeriale. Allegria, colori e travestimenti, ma dalle sfilate di carnevale spariscono le maschere della tradizione come Arlecchino e Pulcinella. Calcio, Pociampalo firma la vittoria del Palermo sul Brescia, terzo pari consecutivo per il Catania che non riesce più a vincere, Messina e Trapani sconfitte in trasferta. Duro colpo al clan Mazzei che opera in provincia di Catania, 18 le persone arrestate, i boss avevano cercato anche di mettere le mani sul commercio delle famose fragole di Maletto. Sentiamo Simona Mazzone. Duro colpo alla famiglia Mazzei, il gruppo appartenente a Cosa Nostra Etnea che operava tra Bronte, Magnace, Maletto e zone limitrofe è stato sgominato dai carabinieri di Catania che hanno arrestato 18 persone. Le indagini dell'operazione Saracena, coordinate dalla DDA Etnea, hanno permesso di individuare anche gli elementi apicali del clan, uomini che gestivano un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori locali, un fiorente traffico di stupefacenti e controllavano le attività dell'area di competenza. Sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dal metodo mafioso. L'indagine partita alla fine del 2020 ha permesso di ricostruire le attività illecite del gruppo al cui vertice c'era Francesco Montagno Bozzone. I referenti del clan erano Eugenio Spitaleri che governava l'area di Bronte e Maletto e Mario Galati Rando, detto Balilla, che gestiva il territorio di Magnace. Inoltre è stata documentata l'esistenza di un'altra articolazione del clan Mazzei attiva tra Adrano e Bronte e diretta da Cristian Lo Cicero. Un altro gruppo criminale attivo principalmente a Magnace era diretto da Carmelo Conti Taguali, detto Carbuni, che garantiva i rifornimenti di droga anche da Fiumefreddo di Sicilia. Un episodio particolare legato alle estorsioni riguarda la protezione imposta a un'importante azienda attiva nel commercio delle fragole di Maletto. Il clan aveva anche tentato di estendere questa imposizione ad altri imprenditori del settore. A Catania un uomo è stato ferito con 3 colpi di arma da fuoco vicino al centro scommesse di via Sabato Martelli Castaldi. Colpito all'addome e alle gambe, è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, non è in pericolo di vita. Quindicenne investita a Caltanissetta mentre va a scuola, adesso è caccia al pirata della strada. Rita Cinardi. I carabinieri di Caltanissetta stanno tentando di risalire all'identità del pirata della strada che questa mattina ha investito una ragazza che stava attraversando sulle strisce pedonali mentre si recava a scuola. L'incidente è avvenuto alle 8 in via Rosso di San Secondo, strada frequentatissima dagli studenti a quell'ora vista la presenza di numerose scuole. La studentessa, una ragazza di 15 anni, è stata investita da un giovane a bordo di una moto da cross che non si è fermato a soccorrerla, ma si è dato immediatamente alla fuga. I presenti hanno subito chiamato i soccorsi e poco dopo sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori del 118. La ragazza, rimasta a terra sotto shock, presentava un trauma alla gamba e dopo le prime cure è stata trasportata su un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia col codice giallo. I carabinieri al momento stanno visionando le telecamere per risalire all'identità del giovane che a quanto pare sfrecciava a tutta velocità, incurante della presenza di decine di studenti che in quel momento si stavano recando a scuola. Sabato sarà l'8 marzo, il giorno della festa delle donne, eppure una legge che potrebbe restituire dignità a molte donne vittime di violenza non viene ancora applicata. Se ne è discusso questa mattina a Palazzo dei Normanni a Palermo. Sentiamo Marco Gullà.
A un anno dall'approvazione della legge regionale che prevede l'assunzione diretta di donne sfigurate a causa della violenza subita e dei figli delle vittime di femminicidio, la norma rimane di fatto inapplicata. Nonostante le istanze presentate, al momento nessuna assunzione è stata effettuata, lasciando senza tutela persone che hanno subito violenze gravissime e che si trovano in condizioni di estrema difficoltà economica e lavorativa. A parlare nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni c'è anche Barbara Bartolotti, vittima di un'aggressione brutale. Sopravvissuta, porta ancora sul corpo i segni indelebili della violenza subita. Lei chiede che la legge venga applicata e quindi poter tornare a lavorare. Questa nuova norma per me significa tantissimo, una lotta durata quasi 22 anni per riacquisire quella dignità lavorativa da donna che mi hanno tolto, sia a me che a tantissime altre vittime. Sono contento che tutti quanti si sentano partecipi di questa legge, perché la legge non è di uno, è una norma così bella che è di tutto il Parlamento. Però la cosa che fa ridere è che gli stessi deputati della maggioranza oggi non sono qua a difendere questa norma, siamo noi a difendere questa norma e dobbiamo purtroppo, ed è brutto da dire, far raccontare la storia a Barbara come se ci fosse bisogno ulteriormente di raccontare una storia di vita che è drammatica. La mancata attuazione della legge al momento blocca le assunzioni nel comparto regionale. La Bartolotti, dopo 21 anni di battaglie, spera che la legge possa restituirgli quella serenità che ha perso quando fu aggredita proprio da un collega di lavoro. Come me l'aspetto ancora oggi e come se l'aspettano tante altre donne vittime. La tutela e la legge deve ancora migliorare e tutelarci. E bisogna cominciare dalla scuola per abbattere le barriere della disuguaglianza tra uomini e donne. Sentiamo Simona Mazzone. L'8 marzo come una giornata di impegno, uomini e donne che abbattono le barriere della disuguaglianza e combattono la violenza di genere, a partire dalle parole, dal linguaggio comune che a volte ferisce la donna. È ora di dire basta agli stereotipi e lavorare per aprire la mente di una società ancora troppo limitata quando si parla di parità. E dove iniziare se non a scuola, dove giovani uomini e donne devono essere istradati alla cultura della giustizia e della non violenza. Questo è il messaggio rivolto agli alunni e alle alunne dell'Istituto Comprensivo Rapisardi Alighieri di Catania dalla sociologa Priulla, dalla prefetta Librizia e dall'assessore comunale alla pubblica istruzione Guzzardi. Grado per grado cerchiamo di educare i bambini a rispettare gli altri, ma anche a immaginare un mondo in cui possano scegliere liberamente chi essere e possano scegliere il proprio futuro. Ogni giorno è l'8 marzo occorre riconoscere i diritti fondamentali della donna così come vuole la Costituzione. La Costituzione ha riconosciuto diritti fondamentali, prima di tutto quello dell'uguaglianza. È chiaro che questi diritti però hanno avuto un percorso più lungo per la loro attuazione e ancora oggi per alcune situazioni, come per esempio quello che è il mondo del lavoro, non ha ancora pienamente realizzato la parità uomo-donna. Durante l'incontro consegnati premi alle squadre della scuola che hanno vinto le etniadi ai campionati studenteschi di corsa campestre. Infine, grazie alla proposta del piccolo Matteo, verrà collocata in istituto una panchina rossa in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio. Ti mangio il cuore, ti ammazzo, queste le minacce rivolte da un uomo ad una dottoressa dell'ospedale San Marco di Catania, pretendendo di essere visitato 3 ore prima dell'appuntamento fissato. L'uomo, che stava scontando ai domiciliari una condanna per spaccio di droga, ha colpito con un violento schiaffo e minacciato di morte anche un operatore sociosanitario di turno al pronto soccorso. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri. E parliamo adesso della catastrofe del commercio. Nell'ultimo anno chiuse 61.000 attività in Italia. I negozi soccombono alle vendite online e alla spietata concorrenza dell'ultra fast fashion. Ci spiega tutto Eva Spampinato. Si chiama ultra fast fashion, è la moda ultra veloce, quella di Shein e Temu, che confeziona collezioni nuove a ritmi vertiginosi e a prezzi bassissimi, con una catena di produzione e di smaltimento totalmente oscura. Un incubo che travolge pezzi di pianeta, sfrutta le persone che ci lavorano e fa chiudere centinaia di attività commerciali di prossimità. Nel 2024 in Italia hanno chiuso 61.000 negozi a fronte di poco più di 23.000 nuove aperture e la Sicilia è la seconda regione con più chiusure.
Sono gli ultimi dati di Confesercenti. Continuando di questo passo, nel 2034 non ci saranno più nuove aperture e da lì a breve scompariranno gli esercizi commerciali nei centri storici. Chi resiste ancora stoicamente nei centri storici di Catania come di Palermo deve utilizzare i propri risparmi per sostenere le bollette che non si pagano più con le vendite. I negozi hanno cominciato a chiudere, le zone sono svuotate, creando questo, chiamiamolo, deserto commerciale. Il crollo costante e inesorabile inizia durante la pandemia ed esplode con l'avvento del colosso cinese Shein, una macchina da guerra che fa uscire dalle sue fabbriche fino a 6.000 nuovi capi e accessori ogni giorno, mettendoli in vendita online a un prezzo medio di 7 euro. Merce che è prodotta in Bangladesh, in Cina e cose varie, di scarsa qualità. Noi siamo abituati a vendere la qualità, per cui i prezzi naturalmente sono un po' più altini. E poi anche dobbiamo mettere che le tasse ci mangiano vivi. Il risultato è una catena del consumo inarrestabile. Si compra compulsivamente, si usano i vestiti un paio di volte, si rivendono online su altre piattaforme oppure si donano o si buttano. Le spiagge e le terre dell'Africa e dell'India sono inquinate dai vestiti dell'Occidente. Il futuro della sede di Catania della STM, il colosso dei microprocessori, lavoratori e sindacati continuano a chiedere un tavolo ministeriale. Adela Del Barbagallo. A Catania cresce l'allarme per il futuro dei lavoratori della ST Microelectronics, colosso dei semiconduttori. Dopo la cassa integrazione per 2.500 persone si parla anche di esodi incentivati. Questo stride però con le annunciate 3.000 assunzioni. Con i suoi oltre 5.000 lavoratori diretti e un indotto che ne coinvolge altre migliaia, la ST è un pilastro dell'economia etnea. Nella sede alla Geotrans il partecipato incontro organizzato dalla FIOM CGIL. Vogliamo che in ogni sede istituzionale venga posto il tema, vogliamo che finalmente questo governo ci convochi perché abbiamo bisogno di verità e abbiamo bisogno di proteggere ST e il tessuto industriale in Sicilia come in tutto il Paese. La competizione nel settore dei semiconduttori tra Stati Uniti, Cina ed Europa continua senza esclusioni di colpi ed è quindi importante capire quale sarà il futuro della ST a Catania. Noi all'ARS abbiamo richiesto un'audizione 20 giorni fa, un'audizione alla Commissione Attività Produttive. Purtroppo erano assenti l'assessore Tamaio, assessore per la regione siciliana proprio alle attività produttive. Abbiamo chiesto al governatore Schifani di andare a Roma e richiedere questo tavolo perché occorrono risposte. Occorre chiarezza. ST è una di quelle multinazionali che ha goduto di finanziamenti notevoli da parte dell'Unione Europea, ma anche da parte della regione siciliana. Anche l'arcivescovo di Catania nei giorni scorsi ha inviato un messaggio di solidarietà ai lavoratori. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo per capire intanto qual è lo stato delle nostre dighe. A tra poco. Nonostante le piogge di questi mesi, nelle dighe siciliane c'è meno acqua del previsto. Sentiamo Luca Ciliberti. Piove, ma gli invasi siciliani non riescono a trarne beneficio. Secondo l'ultimo report dell'autorità di bacino del distretto idrogeografico della Sicilia, le 12 dighe ad uso promiscuo, cioè quelle che forniscono acqua per uso potabile e irriguo, risulterebbero con 142 milioni di metri cubi d'acqua, ma ce ne sarebbero poco meno di 100 milioni di metri cubi. Numeri che mettono in allarme gli agricoltori. Il tema è sempre lo stesso, dicono le associazioni di categoria. Solo una parte dell'acqua viene immagazzinata nei bacini del territorio, mentre il resto della risorsa finisce a mare con buona pace delle aziende agricole che fra qualche mese, quando arriverà il caldo estivo, avranno un disperato bisogno di irrigare i campi. Coldiretti Sicilia, ad esempio, sottolinea che vi è anche una carenza infrastrutturale, una mancanza di sistemi adeguati per trattenere l'acqua dei fiumi e dei torrenti ingrossati dalle ultime piogge. Non ci sono impianti capaci di incanalare queste risorse perché passano anni prima di poter completare le infrastrutture necessarie. E poi ci sono i paradossi del sistema. Quanto è successo per esempio alla diga Trinità a Castelvetrano poco tempo fa ha dell'incredibile. Bisognava sversare parte dei volumi piovuti ed accumulati con le piogge perché la diga non è autorizzata per collaudo al volume massimo. Dei 18 milioni di metri cubi della diga Trinità se ne possono contenere solo 2 milioni, il livello minimo di garanzia che è consentito dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
Allegria, colori e travestimenti, ma con il passare del tempo a Carnevale si vedono sempre meno le maschere della tradizione, come Arlecchino. Sentiamo Veronica Barbarino. Se il Carnevale è un tuffo nell'allegria, nelle contraddizioni della vita e della società, le sue maschere sono un viaggio nella storia d'Italia che mette in luce vizi e virtù del nostro tempo. E se un tempo dominavano le maschere e i costumi nati grazie alla commedia dell'arte, oggi la scena è occupata dai grandi carri allegorici che offrono una satira moderna della politica e dell'attualità. Sfilano nei cortei per strade e nelle feste supereroi, personaggi di serie TV, anime ed influencer, gettando nel dimenticatoio costumi come Pulcinella, Gianduia, Arlecchino, Colombina o il siciliano Beppe Nappa. Personaggi che un tempo facevano ridere, riflettere e divertire il pubblico, ma oggi sono solo simbolo di un'identità culturale ormai lontana nel tempo. Un patrimonio da risvegliare? C'è chi prova a rilanciarle con festival e rievocazioni storiche, ma basterà per salvare la storia del carnevale italiano dall'oblio? Ci fermiamo, c'è una pausa e poi la pagina sportiva in cui è successo di tutto. C'è chi ha vinto, chi ha pareggiato e chi è tornato a casa sconfitto. A tra poco. Siamo al calcio, vince e torna in zona playoff il Palermo 1-0 al Brescia grazie al terzo centro consecutivo di Pojampal. Sentiamo Marco Gullà. E poi arriva lui, Joel Poyampalo, decisivo con il calcio di rigore segnato contro il Brescia, 1-0 al Barbera e 3 punti fondamentali per il Palermo che torna in zona playoff e si avvicina anche a posizioni di maggiore prestigio. Minuto 85, Ceccaroni viene messo giù in aria, nel calcio moderno è calcio di rigore. Poyampalo conclude con freddezza e precisione. Una vittoria che legittima il dominio del Palermo che nel corso del match poteva precedentemente passare in vantaggio in diverse occasioni. Nel primo tempo sempre con Poyampalo, nella ripresa con Verre e Di Francesco. Seconda vittoria che non mi fa impazzire non perché è giusto, però noi dobbiamo capire che abbiamo vinto perché abbiamo fatto prestazione, la mettiamo da parte velocemente, non andiamo dietro a entusiasmi inutili perché ora non deve esserci entusiasmo, ci deve essere volontà di dimostrare ancora attraverso quello che abbiamo fatto, di quello che hanno fatto, perché oggi è stata veramente una bella partita, una bella prova di carattere. L'abbiamo vinta alla fine su un episodio, ma i ragazzi lo meritavano. Seppur la prestazione non sia stata esaltante, il Palermo comunque cresce, non prende gol per la seconda gara consecutiva e guarda al futuro con maggiore fiducia. Noi abbiamo fatto secondo me un grande primo tempo, creando tanto e concedendo quasi niente al Brescia, non si è riusciti a sbloccarla, questo è stato l'unico rammarico. Nella ripresa una partita più combattuta, più una classica partita di Serie B, abbiamo subito un po', però siamo rimasti lì compatti, non abbiamo concesso grandi occasioni a loro e nel finale siamo riusciti a sbloccarla, a portare a casa un risultato veramente importante. Prossimo step sabato a Marassi contro la Sampdoria. Il Catania pareggia anche contro il Foggia ed è la terza volta consecutiva. Marco Carli. 3 pareggi consecutivi, 3 1-1 con squadre che occupano tutta la parte destra della classifica. L'ultimo è arrivato col Foggia, una serie che racconta ancora la stagione, fatta di occasioni mai sfruttate. Gli ultimi segni X, insieme alla vittoria di Monopoli, portano a 4 i risultati utili consecutivi. Il massimo in stagione è stato di 5, fra la sesta e la decima, quando ancora si pensava che questo potesse essere un campionato diverso. E invece, come detto, gli ingredienti dell'ennesimo 1-1 sono noti e parlano di disaffezione del pubblico che fischia con teste e accusa di competenza, di una squadra che prova ad andare contro i propri limiti e contro l'emergenza, legata alle assenze che rappresenta un altro dato costante e continuo. Col Foggia erano 11 gli indisponibili. Ma sicuramente chi ha avuto questo virus che l'ha colpito riusciremo a recuperarle. De Paoli, Montalto, speriamo che non lo possa contagiare qualcun altro. Poi vediamo De Paoli, vediamo Dal Monte, però non mi voglio sbilanciare perché se poi non lo abbiamo a disposizione si farà di tutto per recuperare anche Dal Monte per la prossima partita. Sul campo quantomeno la squadra reagisce al vantaggio ospite siglato probabilmente con una deviazione di braccio da Sarr, trova il pari con Anastasio e ci prova nel finale. Il resto è grigio come il cielo del Massimino e come la stagione. Di Gennaro al rientro prova a tenere alto per quanto possibile il morale della truppa verso l'inseguimento dell'ultimo traguardo rimasto.
questo momento dobbiamo lottare per tenere il posto nei playoff, cercare la miglior posizione possibile e a quel punto lì sappiamo tutti che i playoff sono un altro campionato, un'altra situazione e potremmo essere una mina vagante importante che nessuno vorrebbe incontrare secondo me. E prosegue la crisi del Messina, sconfitto anche a Monopoli, primo KO invece in campionato per il Trapani. Sentiamo Sergio Colosi. Crisi sempre più profonda dentro e fuori dal campo per il Messina, battuto 2-1 dal Monopoli e terzultimo in classifica, inchiodato a 25 punti, destinati addirittura a diminuire per penalizzazioni ed esclusioni. Contro la terza forza del campionato i giallorossi durano un tempo, chiuso in vantaggio per il gol di Dell'Aquila. Nella ripresa avversari più determinati, i soliti errori difensivi, il portiere Meli disastroso, con rimonta firmata da Pellegrini e Grandolfo, cambi tardivi per Banchieri che, riconoscendo la modesta gestione dalla panchina, ci mette del suo nel secondo stop consecutivo. Non va meglio fuori dal campo, Sciotto, Alaimo e Cissé tengono in ostaggio il Messina e i suoi tifosi, rimanendo proprietari senza portafoglio. L'ultimo ad offrirsi per la soluzione è Valerio Antonini, ma di passi risolutori neppure a parlarne. A Cerignola primo stop in campionato per il Trapani di Torrente, dopo 3 successi e un pari. Decisiva in avvio di gara una rete dagli 11 metri di Capomaggio, reazione poco brillante dei Granata e pugliesi al 15° risultato utile di fila, vicini al raddoppio con la traversa di Ascic. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.